Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live del vostro Maretto Veneziano. Ormai sapete che periodicamente, visto che alcune persone mi hanno chiesto di parlare un po' delle sibille in senso lato, di spiegare alcune carte, oggi vi voglio spiegare delle carte che quando scendono, quando escono queste lame, sono importanti perché fanno capire che ci sono dei piccoli pericoli. Ma prima di fare questo, il vostro Maretto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legarda, al canale YouTube della vostra Maledetta Veneziana, di venirci a trovare nei nostri gruppi Face, dove abbiamo in radiestesia radionica, terapia ed ermetismo, un vecchio gruppo che stiamo rilanciando, siamo più di 1300 e se non ti sei iscritto manchi solo tu. In più vi ricordo anche che abbiamo un sito capitano.rivista.org, il link è sotto qui in descrizione, si possono scaricare 20 ebook gratuiti, ne hanno già scaricati 150.000. Il vostro maledetto veneziano ha già regalato più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici. Vi ricordo anche che ci sono degli ebook di chirurgia, letture della mano e sono tutti gratuiti. In più c'è una sezione shop dove si possono acquistare tranquillamente dei prodotti del legame maledetto veneziano a livello professionale. Bene, detto questo pataffione, passiamo subito a parlare di queste sibille. Ma perché il vostro maglietto ha iniziato con le sibille? Perché mi è capitato, e ho fatto anche una pillola, più pillole forse di questo racconto, una volta mi è capitato di vedere comparire, scomparire una zucca di 26 kg, cioè praticamente una zucca di 26 kg che per spostarla ci voleva un carrello perché era grandissimo, no? Si è smaterializzata e rimaterializzata ed è lì ho capito che molte volte, e molte volte dico, quando uno perde qualcosa, il borsellino, le chiavi, può essere anche che si sia smaterializzato, anche perché nella vita mi è capitato altri casi del genere. E quindi penso che anche le sibille possono cambiare, no? Nel mazzo a seconda di cosa ci vogliono dire, perché sono 52 anime che possono praticamente scendere sulla stesa in modo da darci una guida, un aiuto. E da quel momento lì che il Marietto ha capito che le cose si possono cambiare o possono smaterializzarsi, ha capito che anche le sibille parlano e ci vogliono aiutare a guidarci nel nostro cammino. Quindi oggi parleremo di queste tre sibille qua. Le tre più, diciamo, non sono le più brutte quando escono, ma sono quelle che vogliono dirci qualcosa di importante. Il nemico, il soldato e la nemica. Il nemico, vedete, il militare e la nemica. Allora, prima di tutto bisogna sempre sapere una cosa, quando escono queste carte, se sono in mezzo a due carte positive, no, la fortuna e l'amore, ad esempio, e c'è questo in mezzo vuol dire che, ad esempio, il nemico se ne va, oppure quello che era un nemico diventa un amico. Quindi la carta deve essere letta, la lama deve essere sempre letta, sempre in corrispondenza a quello che c'è prima e c'è dopo, no? Però come carta in sé, ad esempio il nemico, rappresenta sicuramente una persona a cui bisogna stare lontano ma non vi è ancora attaccato. Il nemico è una classica carta di avvertimento, anche per alle questioni finanziarie bisogna sempre stare attenti. Chi vi consiglia, se per economia o per amore o per salute, bisogna sempre stare attenti. Però non è una persona pericolosissima, è una persona che chiaramente bisogna sempre stare attenti. Dipende da domande al consultante, bisogna sempre stare attenti, ma non è pericolosissimo. Invece, quella che è una carta pericolosa o una persona pericolosa è la nemica, perché in questo caso qua si vede che scappa, ha già in mano un coltellino e quindi sta facendo capire questa carta, questa lama, che lei ha già colpito e noi generalmente quando esce questa carta qua, questa lama qua, si capisce che è troppo tardi, quando noi ce ne accorgiamo, questa praticamente ha fatto il suo lavoro e scappa. Quindi la differenza è che questo non è ancora colpito, sta entrando nella nostra vita, nella nostra casa. Questo invece sta scappando dalla nostra casa e quindi praticamente è un pericolo, è stato un pericolo ed è un pericolo importante. Sono due carte praticamente che si completano. Questo arriva ma non ha ancora fatto il suo job, questo va via e ha già fatto il suo job.
L'altra carta che è molto importante da valutare è quella del militare. Il militare è una carta di forza, è una carta di ragionamento, di strategia, è una carta che bisogna sempre tenere sotto di segreti. Quindi quando esce la carta del militare in amore o praticamente economica, bisogna usare la forza, la strategia e praticamente la guerra, no? Praticamente il militare va sempre in guerra sicuro di vincere. Quindi queste qua sono le tre carte in cui bisogna in un certo senso stare attenti. Quando esce una di queste per amore, soprattutto, questa vuol dire che è già colpito. Questa che potenzialmente è una persona da non sottovalutare, anche se è elegante, ma bisogna sempre stare attento. E questa è la lama che sta a indicare che ci sono dei segreti e bisogna usare strategie per riuscire a vincere. Bene, cari amici, il vostro Maledetto ha detto tutto, vi ringrazio di avermi seguito, vi ricordo che questa sera alle 18:30, come ogni 18:30 di ogni giorno, quasi praticamente, ci troviamo nel mio canale YouTube per le sibille interattive gratuite per mezz'ora. Grazie e alla prossima, ciao!